Settima corsa, è una condizionata per cavalli di 4 anni. Sono 10 al via, 1 Andreotti, G&G Roberto Vecchione, 2 Attestato Fari, Andrea Bigliardi, 3 Apple Paisi, Gabriele Ballotta, 4 Angelico, Manuel Pistone, 5 Anthony Mati, Giuseppe Lombardo, 6 Artiglio dei Venti, Antonio Greppi, 7 Aaron Desi, Andrea Farolfi, 8 Achille Aget, Marco Stefani, 9 Artemi dell'L, Cristian Fracassa, 10 Accanto di Beauty, Carmine Piscuoglio. Stacco della macchina, veloce dal largo, Artiglio dei Venti che cerca di scavalcare Antoni Mati, molto serrato il duello. Alla fine Giuseppe Lombardo riesce a tenere i piedi di dentro e a mantenere il comando. Alla fine Antonio Greppi deve ripiegare secondo, si avvantaggiano i due più attesi. Tanto vediamo il 10 di Accanto dei Beauty che cerca di passare in terza posizione, ma non riesce nel sorpasso di Andreotti G&G e quindi deve adeguarsi al largo. Invece l'allievo di Roberto Vecchione cerca di avvicinarsi ai primi due che arrivano al paletto dei 400 in un comunque veloce 28,8, figlio della sparata iniziale molto violenta nella quale Giuseppe Lombardo è riuscito a mantenere il comando col figlio di Gorfonta. Numero 7 Arondesi squalificato. Numero 10 Accanto dei Buti squalificato. Passaggio davanti alle tribune, sempre Antoni Mati a condurre su Artiglio dei Venti, poi Andreotti G&G, mentre vediamo di galoppo anche Arondesi. Quarta posizione per Angelico. Frazione davanti alle tribune in 15,3, viene fuori un minuto appena abbondante, sempre Antoni Mati al comando su Artiglio dei Venti. Angelico ora prende la via del largo, avanza Manuel Pistone, cerca di avvicinare i primi due con Anthony Mati sempre in controllo, chilometro in 1,15,6, Artiglio dei Venti si mantiene lì secondo alla corda, squalificato. mentre rompe ancora Attestato Fari. Rompe anche Angelico che era al largo, numero quindi 4, Anthony Mati in vantaggio su Artiglio dei Venti. Poi anche Andreotti G&G in terza posizione, ma Anthony Mati sembra ripartire nuovamente, ci prova Artiglio dei Venti. Leggermente più discosto Andreotti G&G, ultima curva passata in 14,9, retta d'arrivo, in vantaggio Anthony Mati che viene a vincere nei più facile dei modi. Mentre altrettanto secondo è Artiglio dei Venti su Andreotti G&G. Ancora 14,1 la retta d'arrivo, 1,14,7 per questo figlio di Gorfonto che è ancora in categorie molto basse per il suo potenziale. Ora sembra decisamente che nelle ultime prestazioni, diciamo le 3 vittorie nelle ultime 4 uscite, sembra avere avuto anche più continuità e probabilmente destinato a una carriera più che discreta. Antoni Mati da favorito 1,78, Giuseppe Lombardo, Lucio Colletti al training per la signora Isabelle Jacqueline Letmuller ed è l'ultimo vincitore di questa serata. L'appuntamento è per domani sera col Gran Premio Città di Cesena, maschi e figli.